Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola pillola del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che gli va sempre tutto storto, tutto male, magari hanno dei figli che perpetuano questa, tra virgolette, sfortuna. E uno pensa, si alza mattina, mi hanno fatto una fattura, mi hanno attaccato, i parenti qua, i parenti di là. Ma attenzione, il marietto vi dice una cosa nuova. Ma prima di iniziare questo, il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garda, il canale del nostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui in Face abbiamo un gruppo del nome Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1500 e stiamo crescendo. In più abbiamo anche i casti sacerdotali. Eventualmente, se vi interessa la radionica, la radiestesia, qui sotto abbiamo il link per poter raggiungere il sito capitano.altervista, il capitano.altervista.org, dove si può scaricare 20 ebook fatti a vostro marietto, posizionati dal 2015 in avanti. Ne hanno già scaricati quasi o più di 150.000 e il vostro marietto veneziano ha già regalato umanità più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. In più vi ricordo che con il legale abbiamo una sezione shop dove si possono acquistare ad esempio questo ciondolo magico al prezzo 150 euro più 10 euro di spedizione e altri prodotti di alta qualità esoterica. Bene, iniziamo un po' a parlare di queste situazioni in cui molte persone si ritrovano un po' per karma, un po' perché hanno fatto proprio delle scelte sbagliate, il karma non c'entrava niente, potevano evitare questa scelta qui, ma l'hanno fatta, no? E molte volte quando si va a vedere le posizioni astrologiche che avevano quando queste persone sono nate, si vede proprio che avevano degli influssi nefasti e di conseguenza tutto sembra che vada sempre a rotoli, no? Quindi non c'entra niente magari la fattura del vicino in casa perché magari si è litigato, non c'entra niente il problema del fratello che magari avete contestato materialità, case, appartamenti, terreni, non c'entra niente la suocera, non c'entra niente nessuno, c'entra solamente che quando voi siete nati sotto degli influssi planetari impegnativi, difficili da superare. Allora, quando si vede con una indagine astrologica, il nostro marietto veneziano in De Gara fa un'astrologia antica, no? Quando si vede che questi influssi sono in un certo senso, non dico nefasti, ma insomma pesanti, allora bisogna ricorrere a due strumenti importanti. Il primo strumento importante chiaramente è la pulizia, la tionika, costa 100 euro per 4 venerdì, e poi il pulizia radionica che è importantissima, è la base, e poi bisognerebbe sempre, no, attivare dei sigilli, no, attivare dei sigilli salomonici in questo caso qua, per bilanciare questo buco, questi vari buchi in cui uno purtroppo è condannato. Ad esempio, se ha sempre problemi con i vicini o con gli amici, oppure sul lavoro, oppure col denaro, oppure nei sentimenti, allora si attivano i vari circuiti e soprattutto sigilli, no? Che i sigilli costano 150 euro l'uno, no? E si cerca con un sigillo fatto ad hoc di valutare prima di tutto quando una persona è nata e poi il bisogno specifico, nel senso ogni sigillo fa un'operazione, diventa un abito che cerca di coprire queste discrepanze, queste, tra virgolette, allineamenti planetari nefasti che in quel giorno in cui la persona è nata hanno influenzato così pesantemente la sua vita. Certe persone non sanno queste cose e quindi vivono un pochettino, tra virgolette, lo sbaraglio, sembra sempre che siano sotto maledizioni, sotto fatture, o ci sono anche situazioni degli stati interi sono sotto questo periodo. Ad esempio, noi vediamo l'Italia in questo periodo, l'Europa, diciamo così, che in questo periodo è proprio sotto degli influssi planetari nefasti, difficilissimi da, come si dice, superare, no? Però nel singolo ci sono persone che magari hanno situazioni planetarie difficilissime, no? E hanno anche dei figli che di conseguenza magari sono nati per karma, chiamatelo come volete, per il fatto anche loro sotto influssi planetari in un periodo veramente impegnativo.
e di conseguenza chiaramente tutto sembra che vada rotto. Però la soluzione c'è: pulizia radionica perpetuata chiaramente, e poi dei sigilli che vadano a rivestire astralmente questi buchi, queste mancanze che gli effetti planetari fanno vedere ogni santo giorno. Bene, cari amici, questa è una piccola pillola per ricordarvi appunto che ci sono queste problematiche, quindi non c'è nessun tipo di fattura, maledizione, malocchio, larve e quant'altro. È solamente una questione di essere purtroppo nati in un periodo astralmente svantaggioso. Bene, astralmente dico astrologicamente, chiaramente. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.